Zumba, zumba, 3, 2, 1. Siamo arrivati con la nostra tappa qui a Monselice al Palazzetto dello Sport di Schiavonia. Un bel traguardo insomma per noi, anche perché è un evento di portata nazionale. Quella di oggi è una mostra a livello nazionale, raggruppa tantissimi istruttori ZIN, così sono chiamati, e arrivano oltre dal Veneto anche dalle altre regioni limitrofe, quindi abbiamo anche istruttori dell'Emilia Romagna, della Lombardia, del Friuli e anche del Trentino. Abbiamo sicuramente l'ospite più importante che è Angela Verrelli, è la ZES d'Italia, quindi colei che organizza le formazioni per tutti noi istruttori. La Zumba comunque in generale è un'aerobica latina che coinvolge appunto passi dell'aerobica con movimenti e movenze latine. Per me ovviamente adesso come adesso è vita, perché comunque è anche la mia attività principale e dedico quasi tutto il mio tempo proprio a Zumba Fitness. La Zumba dà una grande carica, una grande energia, e poi anche vedere sorridere la gente, i propri allievi, non è una cosa da poco e che succede spesso. Allora Angela, non sei ancora stanca? No, la Zumba mi porta davvero un'energia incredibile, nonostante dopo un'ora e mezza si ritrova una forza che ti porta davvero in un'altra realtà. Da 1 a 10 quanto ti sei divertito? Io forse oltre il 10, per me è davvero qualcosa di unica in sé. Eros, Federico sono ragazzi davvero che stanno ottenendo ottimi risultati, ma perché la passione per questa attività li ha portati davvero a una realtà forte e i numeri lo hanno dimostrato. A caldo, quanto ti sei divertito oggi? Tantissimo, tantissimo, penso che sia stata una grande emozione, penso nella mia carriera in assoluto la più unica, la più originale, fantastico, fantastico, fantastico. Calorie consumate allora di più? Più di 1000, più di 1000, più di 1000. E il prossimo appuntamento? Il prossimo appuntamento, quello più importante, sarà a Venezia il 10 di giugno vicino a Piazza San Marco, ovvero Campo San Polo. Tutti quanti con le corriere, i pullman, tutti gli allievi e la scuola Adrenalina Latina. Ringrazio tutti quanti gli allievi della scuola Adrenalina Latina, ma ringrazio soprattutto gli istruttori che hanno collaborato con la nostra scuola. Grazie a tutti gli zini e ovviamente alla ZES Angela Verrelli. Grazie ancora. Ragazzi, non lasciate andare mai la Zumba, perché davvero sta cambiando la vita. Zumba è unica. Grazie a tutti.